volta dopo tantissimo tempo nevica. Dato che qui da noi è una cosa che non succede quasi mai, ho deciso di fare un esperimento. Allora l'idea è quello di lasciarlo fuori all'esterno finché non diventa completamente bianco. Posizionerò la GoPro qui sopra in modo da realizzare un time lapse mentre il trattore viene ricoperto dalla neve. Adesso dobbiamo solo aspettare. Ragazzi, è un po' che aspetto, ma sembra che si stia trasformando in acqua e quindi non so se riusciremo a portare a termine l'esperimento. No dai, adesso sta tornando neve. Allora ragazzi, mentre aspettiamo che l'Antares si riempia di neve, vi porto a fare un giro nella nostra azienda innevata. Qui è dove ci sono tutti gli ulivi per andare verso l'orto. Tutti gli ulivi sono abbastanza innevati. Questo è l'orto, anche se ormai è tutto secco, insomma dovremo tirar su tutte quante le piante, insomma i pomodori in questo caso eccetera, e poi sistemarlo per la prossima estate. Qui c'è il pollaio dove le galline probabilmente sono tutte all'interno, vediamo se non ci sono galline, sono tutte qui dentro, vediamo. No, ci sono le uova. Le galline sono tutte qua, guardate. Urca. Questa è la parte della piscina. Non è ghiacciata in teoria l'acqua che c'è lì, perché non c'è mai stato tanto freddo, vediamo. No, nevica un bel po'. Adesso vi porto all'agriturismo. Lì ci sono i giochi per i bambini. Sto bagnando tutto nel mentre. Questa è l'entrata dell'agriturismo. Lì c'è anche il padre. Questo è il vigneto che stiamo potando in questo momento, cioè non adesso insomma, ma nei giorni che sono appena passati. Questo è il piccolo giardino davanti alle camere. Urca, bisogna stare super attenti perché si scivola. Che freddo che c'è. Lì c'è l'Antares che si sta innevando. Andiamo davanti a casa. Questa è la macchina del padre a cui è super affezionato. Si sta innevando anche la jet. Questo invece è il giardino davanti a casa nostra. Ok ragazzi, è passato un bel po' di tempo, adesso andiamo a vedere com'è l'Antares. Io intanto sono andato a fare un altro lavoro che vedrete prossimamente sul canale la settimana prossima. Sta nevicando tantissimo. Adesso sono le 12:22 e circa dalle 9:30-10 che ha iniziato a nevicare. Questo è il risultato. Ok ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, anche se è diverso dal solito, e noi ci vediamo alla prossima puntata.